un po' di cielo, basta un cielo senza nuvole, in ogni fiore, basta un fiore, un po' di musica, c'è un po' d'amore. Paese di 13.000 abitanti in provincia di Padova, San Martino di Lupari è una storia che pone le sue basi già nel XII secolo ed è medaglia d'argento al merito civile. sono invece solo favole. Per sognare. Qui, durante le tragiche giornate della guerra di liberazione, persero la vita 52 cittadini, caduti eroicamente vittime di una delle più feroci rappresaglie da parte delle truppe naziste. Tra le particolarità di San Martino, sicuramente le due chiese centrali, ovvero l'ex chiesa di San Martino o casa canonica e la chiesa di San Martino vescovo. Dove si balla, fottitene balla. La città ha una grande tradizione sportiva. La Luparense ha letteralmente dominato la scena del calcio a 5 in Italia, vincendo 6 scudetti in 10 stagioni, prima della chiusura nel 2018. La scena adesso a San Martino di Lupari è però tutta delle Lupe Basket, con le giallonere che da anni navigano saldamente nella zona playoff del campionato con un progetto giovane e che ha saputo plasmarsi alla prova del tempo. Che tremano i vetri di casa. E la sente. Nei giorni che celebrano la TechFind Coppa Italia IFP Cup 2022, San Martino di Lupari è di nuovo al centro della pallacanestro femminile nel nostro paese. Una società forte, energica e consolidata, che danza da ormai quasi un decennio in Serie 1 con risultati eccezionali. Il Fila San Martino di Lupari è la protagonista della nostra puntata di oggi. Il basket a San Martino di Lupari arriva nel 1979, quando due studentesse di seconda liceo, Emanuela Cattapan e Fabiana Stocco, convincono Arnaldo Pavan ad allenare un gruppo di ragazze che vogliono divertirsi col basket. Sono le basi di quella che nel 1992 sarà la Polisportiva Centro Giovanile, che conterà nel 1998 ben 368 iscritti. Nel 1999, a maggio, il basket femminile, ormai sempre più seguito, esce dal centro giovanile e nasce ufficialmente la SD San Martino, mentre nel 2007 vede luce la società satellite delle Lupe San Martino. Nel 2013, dopo 5 stagioni in A2, ognuna terminata con un piazzamento in classifica migliore rispetto all'anno precedente, il 1 maggio le Lupe, guidate da Gianluca Bignente, battono Milano in finale playoff e si guadagnano un posto nell'Olimpo del basket femminile italiano. Applausi da parte di tutto il Palagiordani, San Martino che onestamente ha meritato questa vittoria. In estate c'è un rinnovo delle cariche dirigenziali. Vittorio Giuriati diventa il terzo presidente giallonero dopo Andrea Bergamin fino al 1985 e Francesco Cordiano dal 1985 al 2013. Quest'ultimo assume il ruolo di presidente onorario. Inizia un percorso che vedrà le Lupe protagoniste non solo in campionato, ma anche attraverso l'organizzazione di eventi. L'Opening Day 2014, Italia-Croazia nel 2017, la Fila Cup 2019, la IFP Cup 2022. Andiamo a trovare il numero 1 della società, il presidente Vittorio Giuriati. Da di fatto 10 anni sono presidente delle Lupe Basket. È una passione nata 40 anni fa e nel 1990 io mi candidai alle elezioni comunali, divenni assessore allo sport e con la giunta si decise di fare questo passo, di costruire il Palalupe. Con l'allora sindaco ingegnere Pietro Dorzato, io come assessore allo sport e l'intera amministrazione, posammo proprio la prima pietra nel 1992. Nacque appunto questo palazzetto dello sport, 5 anni fa è nata anche un'altra arcostruttura, quindi al retro del Palalupe, è molto bella, molto nuova, innovativa e questo ci permette veramente di avere 2 sedi importanti dove fare attività sportiva, dove sono coinvolte tantissimi ragazzi e tantissime ragazze ed è forse una bella risposta che questo paese riesce a dare alle migliaia di giovani che sono sparsi nel territorio.
l'apporto degli sponsor, dell'attività imprenditoriale è direi determinante. Il fatto di essere in una piccola realtà paesana come San Martino, 13.500 abitanti, non è proprio del tutto negativo, perché qui ci conosciamo tutti e fortunatamente siamo anche in una zona, come dire, vivace dal punto di vista imprenditoriale ed economico. Gli sponsor, le aziende sanno di fatto quello che noi facciamo, e se la pallacanestro femminile oggi a San Martino può contare su tanti sponsor è proprio perché vedono cosa c'è sotto, vedono che realtà c'è al di là della prima squadra, vedono un grande impegno proprio per il tessuto e per il territorio. San Martino si è sempre distinta proprio per il grande lavoro che fa con le giovanili, ma vorrei dire non solo con le giovanili ma anche con le altre squadre senior. Nel corso degli anni abbiamo fatto anche la Serie 2 proprio per permettere a tante ragazze di giocare. Adesso l'anno scorso siamo retrocessi, ma stiamo facendo nella Serie B con ottimi risultati, siamo primi in classifica e ci stiamo giocando per l'anno 21 la nuova promozione in Serie 2. Poi abbiamo anche la Serie C, abbiamo anche la promozione e oltre a queste squadre senior abbiamo anche la filiera di tutte le squadre del giovanile, l'Under 19, la 17, 2 Under 15, 2 Under 13, l'Under 14, le squadre esordienti, il mini basket. La struttura è molto corposa, le squadre sono tante. Proprio perché la mission di questa società è proprio quello di fare pallacanestro femminile. Sappiamo tutti che arrivare al vertice di questo sport è veramente molto molto difficile e non tutti ci arrivano. Ma la domanda vera è: perché negare a tutte quelle che non arrivano al massimo di questo sport, non dare loro la possibilità di continuarlo anche in categorie minori? Ecco, è questo fra virgolette il successo della nostra società ed anche il successo di un tessuto dove gli imprenditori riconoscono questo sforzo sociale e vorrei quasi dire sportivo che ci fa da trade union per il cammino di questa mission. Non ne veniamo a caso! Dopo 9 anni di attività con l'Eri e Bignente, 9 anni intensi, molto belli, proficui, ogni anno si pensava che l'anno dopo si dovesse cambiare allenatore, ma alla fine veramente si è instaurato fra la società e l'Eri e Bignente un rapporto, un sodalizio che andava veramente al di là di un semplice rapporto. Poi il campo, bisogna dirlo, gli ha dato sempre ragione, insomma facevamo buone squadre, ma non squadre insomma, fortissime o eccezionali dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico, però con quello che facevamo a Bignente, con il suo modo di lavoro, con la sua preparazione, è sempre riuscito veramente a tirare fuori campionati eccezionali. Finisce qui a San Martino di Lupari. San Martino di Lupari 75, Broni 78, semifinale per la prima volta nella semifinale scudetto. storia. Questa è una grande giornata per i colori gialloneri, una giornata storica. Dopo 9 anni è giunto il momento di salutarci e abbiamo rimpostato il nostro futuro con Lollo Serventi. Lollo Serventi non lo scopro certo io, non lo scopriamo certo noi qui a San Martino, sappiamo che è un tecnico di valore, lo vedevamo, lo conoscevamo, lo seguivamo e la nostra prima scelta è ricaduta su di lui. Siamo contenti, orgogliosi, onorati che anche lui abbia scelto San Martino pur avendo un contratto con la Virtus, insomma è riuscito in qualche maniera a svincolarsi e sposare il progetto San Martino. La nostra scelta insomma ci ha dato ragione. Lui è veramente molto molto bravo, lavora intensamente, riesce veramente a tirare fuori il meglio da ogni giocatrice e dal punto di vista tecnico penso che non abbia tanti rivali. Stiamo lavorando con lui e siamo colpiti dalla sua bravura, dalla sua capacità di organizzare, di insomma, confrontarsi con lo staff, con le giocatrici, con la società. È un uomo che si mette sempre in discussione, che si confronta, è un uomo che chiaramente e giustamente ha le sue idee,
ma io penso che insomma, la scelta di San Martino sul Serventi sia stata veramente azzeccata e giusta. Dispiace per quest'anno che insomma, la sfortuna ci sta impedendo di esprimerci al massimo, tante giocatrici perse per infortuni, e nonostante questo stiamo facendo un campionato strepitoso. Insomma, tutte le partite sono state partite, le abbiamo vinte, le abbiamo perse, però non c'è mai stata una partita dove la squadra ha mollato, sempre una squadra che ha giocato fino alla fine. Arriva il blocco, la palla, il ribaltamento di lato con la palla per Cesimic che prende il tiro alla scala, la partita e realizza il canestro che dà la vittoria al San Martino di Lupari sul photo finish 71-69. Sul campo, San Martino di Lupari è guidata da un veterano delle panchine della massima serie, nonché allenatore dell'anno 2020-2021 per la TechFind Serie 1. Andiamolo a trovare. Originario di Reggio Emilia, dopo gli inizi legati alla sua terra, coach Lorenzo Serventi muove passi importanti nel basket femminile con l'esperienza a Montigarda, con cui esordisce da capo allenatore in A1 nel 2006, poi con Umbertide. L'esperienza umbra sarà una delle più ricche per risultati e successi. L'esploit nella stagione 2010-2011, quando raggiunge la finale di Coppa Italia contro Schio e, arrivato quarto in stagione regolare, raggiunge le semifinali playoff. Tornerà in semifinale playoff nel 2013-2014. Dopo la rinuncia alla Serie 1 di Umbertide, si prende una pausa di qualche mese dalle panchine, svolgendo tra l'altro il ruolo di apprezzato commentatore televisivo, che ricoprirà anche nella stagione 2019-2020. Buon basket a tutti, finalmente siamo arrivati all'opening. Ci troviamo dopo con Lollo. Torna in panchina nel gennaio 2018 con Lucca e fa un altro piccolo miracolo, raggiungendo la finale di Coppa Italia nello stesso anno contro Schio. Dopo un'altra stagione a Lucca, l'esperienza successiva è alla Virtus Segafredo Bologna l'anno scorso, un'incredibile cavalcata sino a una sorprendente semifinale playoff. Da quest'estate la scelta di ripartire da San Martino di Lupari per un progetto giovane e, come lui, ambizioso. Lollo Serventi! Mi ricordo la partita dove andammo appunto in semifinale playoff, quando battemmo con Umbertide Taranto. E Umbertide è la quarta semifinalista di questo campionato. Taranto era una squadra che vinceva sempre, sia maschio, blasonatissima, aveva un pubblico caldissimo, eccezionale. Vincemmo là e vincemmo anche in casa di uno, proprio negli ultimi secondi. Veramente è stata una soddisfazione incredibile. A Bologna, dove abbiamo secondo me fatto un risultato molto bello e inaspettato, perché siamo arrivati alla semifinale scudetto e insomma i programmi non erano quelli. Sono stato bene, avevo anche dei buoni rapporti con la società e con tutti, però non sentivo molto fiducia, e in quel momento San Martino si è fatta avanti nella persona del presidente Giuriati, che secondo me ha una grandissima visione, mi ha fatto sentire veramente che mi voleva fortemente, e a quel punto sono venuto qua con grande entusiasmo. Inizio di una nuova, stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento, lo senti? Lo sento! Il premio allenatore che ho vinto nel 2013, sono stato molto contento perché avevamo fatto delle stagioni splendide a Umbertide, posto in cui sono legatissimo perché sono stato 9 anni, è come un figlio, l'ho vista crescere, quindi sono veramente fiero di aver allenato lì e dove la gente mi ha voluto tanto bene. E quest'ultimo è stato molto molto bello perché appunto è stata una stagione con la Virtus dove, ribadisco, non eravamo considerati da semifinale scudetto, è stata la mia quarta semifinale scudetto e sono stato molto contento perché in una piazza così arrivare lì è stato molto bello. Alla fine ci sono anche quelli che ti criticano. Sicuramente le critiche possono essere costruttive, a volte ti fanno anche male se magari c'è qualche insultino di troppo, però fa parte del gioco, ma fortunatamente ho un ottimo rapporto in tutte le piazze in cui vado e ne vado fiero perché è una cosa che è molto bella e credo che noi dobbiamo assolutamente essere il veicolo
di propagandare questo bellissimo sport. Il concetto di allenatore è anche darsi alla gente che ti chiede, che ti ferma. Siamo personaggi pubblici, la gente viene curiosa di sapere chiaramente le cose che si possono dire e tu devi essere sempre disponibile, ed è una cosa secondo me molto bella che quando soprattutto ti vengono incontro e ti salutano anche in piazze in cui sei stato, anche in piazze in cui non sei stato, è uno dei motivi per cui si allena, perché vuol dire che comunque lasci un ricordo come persona, che la persona viene sempre prima dell'allenatore. E secondo me un allenatore deve essere bravo ad adattarsi alle atlete che ha, deve essere bravo a studiare sempre di più, perché la pallacanestro è in continua evoluzione e quindi in base alla giocatrice che hai fai un certo tipo di gioco e credo che bisogna sempre adattarlo alle giocatrici che prendi, però l'importante è sempre studiare, determinazione e competenza. Secondo me devi avere queste due cose unitamente alla curiosità di voler sempre imparare. L'esperienza di spalla tecnica per la Lega, per le partite, a commentare le partite è stata bellissima. Cioè, io l'ho fatto per un motivo, anche se dopo la rifarei a prescindere. Noi nei time out abbiamo poco tempo per dire tre cose, possono essere motivazionali, possono essere tecniche, possono essere tattiche, e quindi anche il fatto di fare la spalla tecnica, tu hai poco tempo, devi avere il dono della sintesi sostanzialmente, e quello secondo me mi ha allenato anche poi ad allenare nei time out la squadra, e quindi l'ho presa per questo motivo. Dopo questo però è stata un'esperienza magnifica, perché mi sono trovato molto bene ed è una cosa che mi piace fare. San Martino è un progetto giovane in generale, ha tantissimi margini di miglioramento. Abbiamo appunto, come ho detto prima, un presidente che crede tantissimo a questo, ma non solo, abbiamo anche una base di tantissimi volontari che si danno da fare tutti i giorni, sono sempre attivi, e quindi questa è una cosa molto importante. Le giovani vanno sviluppate, ci sono sicuramente buoni allenatori di storia giovanile, si lavora anche sotto l'aspetto individuale, secondo me si può sempre fare meglio e tante altre giovani possono diventare protagoniste, come, non so, mi vengono in mente Fassina, Kiss, Pasa, ma tante altre. Io credo che alla fine ci siano ampi margini di migliorarsi anche con nuove visioni, grande determinazione nel cercare di preparare la partita e quindi cercare sempre, diciamo, di mettere qualche sassolino negli ingranaggi loro, però applicandosi tanto sia dal punto di vista tecnico, tattico che di video, e quindi diciamo la mia grande passione e poi il segreto, perché ci cerca sempre di capire quale ostacolo puoi mettere all'avversario più forte e più potente. Ciao, sono Francesca Russo, forse vi ricorderete di me per qualche tiro assurdo durante la stagione. 2 secondi alla fine del primo quarto! Francesca Russo! Russo che adesso veramente se la sente, diciamo così, e prova ad attaccare in 1 contro 1, si gira il tiro di Francesca Russo! 5 secondi, 4, lo step back di Russo per il tiro da 3 punti. Oggi ci sarà una gara di Wolf alla quale purtroppo non potrò partecipare, ma delego le mie amiche Marcella Filippi e Silvia Pastrello. Wolf è una variante del gioco americano Horse che può essere svolto da 2 o più concorrenti. A turno una giocatrice sfida l'altra a imitare un suo movimento. L'avversaria deve non solo fare lo stesso tiro, ma anche realizzarlo, pena l'attribuzione di una lettera. A 4 lettere raggiunte, ovvero composta la parola Wolf, la giocatrice che ha composto la parola è eliminata. Attenzione però, ogni sfida va scelta con cura. Chi sfida deve seguire il tiro da imitare e realizzarlo. In caso di errore gli verrà infatti attribuita una lettera. Andiamo a conoscere le nostre 2 concorrenti.
Ho sempre giocato perché mi piace la pallacanestro, perché la amo, non per come la vive tanta gente come un lavoro, ma come veramente una passione che viene da dentro, e qua si respira questo. Capitani 1 contro 1 con il semigancio sinistro, palleggio, arresto e tiro da 3 punti e realizza un gran canestro il capitano delle Lupe. Torna fuori per il tiro da 3 punti di Filippi. Nata il 27 settembre 1985 a Bergamo, Marcella Filippi ha giocato a San Martino dal 2014 al 2018 e vi è tornata poi nel 2019, dopo una stagione a Schio nella quale ha conquistato lo scudetto. Negli ultimi mesi della stagione 2020-2021 per lei anche una parentesi alle Panthers Roseto in Serie B. Filippi, Bernardino se la prende e lo segna! Attenzione di Filippi che questo tiro deve prenderlo! E lo segna! Quanto tripla di Filippi! Filippi che la chiude! La parte più prestigiosa del suo palmarès è però legata al 3x3, mondo in cui è stata una delle prime giocatrici italiane a credere e investire tempo e energie su una disciplina giovane ma in rampa di lancio. Marcella ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo quest'estate, chiudendo l'avventura nipponica con un bel quinto posto. Inoltre un trionfo storico per lei nel suo passato. Il Maglia Azzurra ha conquistato un oro mondiale 3x3 nel 2018. Da sempre, finita la stagione cestistica, da quando ero anche più piccola, non vedevo l'ora di iniziare la stagione campetto, no? A Bergamo, dove abitavo con i miei genitori, andavo sempre al campetto al Pilo, che è uno dei campetti adesso abbastanza famosi in Italia, con tutti i miei amici, ovviamente tutti maschi, perché di ragazze che venivano al campetto a giocare ce n'erano poche, e di lì poi ho iniziato a girare un po' tutti i campetti per i vari tornei. Più o meno nel 2012 ho iniziato con i tornei ufficiali, con la mia migliore amica, Eleonora, e Arianna Zampieri c'era anche nel mio primo torneo. Nel 2014 ho ricevuto la prima chiamata in nazionale per fare il mondiale di 3 contro 3 e io dicevo, ma esiste il mondiale di 3 contro 3? Lì è stata la scoperta. Non è stato amore subito, perché il primo approccio col 3 contro 3 è un po' duro per tutte le giocatrici, penso, perché a livello fisico è tutta un'altra cosa, fai a sportellate per forza, perché è un po' più permissivo, diciamo. E da lì poi è nato un amore e ho scoperto che partecipando ai tornei in Italia si facevano i punti e ho detto io adesso non me ne perdo uno, e ho ricevuto tante porte chiuse in faccia, nel senso che era un po' il terrore delle giocatrici, perché a un certo punto della stagione arrivava la telefonata: oh, vuoi fare il torneo con me? Dai, andiamo, ci divertiamo, E all'inizio mi prendevano un po' per pazza, perché dicevano no, non ce la faccio più, fatica, la stagione è dura, poi dopo devo riposarmi, no? Invece adesso vedo che la cosa sta prendendo e mi fa piacere anche che ci siano tante giocatrici, insomma, che hanno iniziato a seguire il movimento. Poi ovviamente i mondiali che abbiamo fatto non sono andati subito bene, ma era una nuova disciplina, bisognava capire come funzionava, e quando abbiamo iniziato a prendere la piega giusta e la preparazione è diventata quella consona, abbiamo avuto i primi risultati, che è stato, diciamo, penso ad ora l'oro mondiale sia l'apice, dopo ovviamente la qualificazione alle Olimpiadi. Siamo noi, ancora quelli noi, con le ferite dei duelli, le spalle di fratelli noi, che abbiamo spinto il cuore a battere per noi, gli anni più belli noi, che siamo stati. Alle Olimpiadi non ho partecipato sul campo per il torneo che abbiamo vinto, ma poi ho preso il posto di Sara Madera, a cui sicuramente auguro di poter partecipare di nuovo, sia ovviamente ai 3 contro 3, di fare più tornei possibili e di partecipare con la nazionale, perché è una ragazza veramente stupenda e che si merita di raggiungere gli obiettivi che insomma insegue.
La società in cui ci troviamo è una società che unisce il professionismo all'umanità, comunque cura molto il fatto di essere giocatrici e di lavorare in un certo modo, ma dà anche la possibilità alle giocatrici di essere loro stesse e quindi di esprimersi al massimo in campo, senza dover mettere per forza troppe pressioni, ma seguendo il naturale percorso di crescita che può essere di una giovane o comunque di una giocatrice in generale. Quello per cui lavoriamo tutta la settimana in campo è un concentrato di emozioni, di tattica, di tecnica che poi ci piace mostrare. Il nostro pubblico è particolarmente vicino, hanno un nome bellissimo poi secondo me che è Never Give Up, è un po' il motto che ci contraddistingue perché comunque ci sono partite magari in cui siamo punto a punto oppure che siamo sotto di tanto ma non molliamo mai e questa è secondo me una delle regole fondamentali in campo ma anche fuori. Quest'anno sono proprio la veterana, quasi la veterana del campionato direi perché dopo Cinzia Arrioli sono la più esperta. È da 8 anni che gioco qui a San Martino con questo gruppo totalmente pieno di giovani, però mi danno un che di freschezza, insomma sono un po' la chioccia, però la cosa mi piace perché comunque cerco di dare il buon esempio, spero di riuscire a trasmettere quelli che sono stati per me i valori e quello che mi ha spinto a giocare per tutti questi anni e a inseguire il mio sogno. Posso trovarmi in un luogo migliore se non tra le tue braccia, in mezzo a tutte le luci, noi siamo gli unici. Una delle giovani più promettenti della nostra TechFind Serie 1, Silvia Pastrello nasce a Padova il 24 febbraio 2001, ma cresce a Martellago, dove Silvia inizia a giocare proprio con il team 78 Martellago, per poi passare giovanissima al Giants Marghera. Proprio con la formazione bianco-blu arriveranno tante soddisfazioni, specie in ambito giovanile, con la conquista di 2 scudetti under 16 consecutivi, nel 2016 e nel 2017. A livello senior il debutto in A2 arriva a soli 15 anni, le prime 2 stagioni sono di apprendistato, poi nel 2018-2019 si ritaglia un ruolo da protagonista. Nell'estate del 2019 arriva il passaggio a Lucca, il primo anno è sfortunato perché tra un serio infortunio al ginocchio e la sospensione anticipata del torneo gioca solo 7 gare, ma nella scorsa stagione si conferma un elemento prezioso per la squadra toscana. Pastrello, brava! Cerca di tornare a segnare, Lucca lo fa con un gran canestro questo di Pastrello. Con le nazionali giovanili Pastrello ha vinto un oro all'Europeo Under 18 del 2019 e un bronzo all'Europeo Under 16 del 2017, in entrambe le occasioni coi gradi di capitano. Silvia Pastrello! Nell'estate di quest'anno il trasferimento al Lupe Basket. Prende il tiro Pastrello, se ne costruisce uno più difficile. In mezzo all'area qui, l'1 contro 1 di Pastrello che realizza un canestro difficilissimo, buttandosi indietro e fuori dal campo. Quest'anno devo ringraziare tantissimo la mia squadra, lo staff, le mie compagne, il mio allenatore, tutti quanti, perché grazie a loro riesco a percepire un sacco di fiducia. Spero questo che si possa vedere dal campo. Quest'anno riesco a prendermi anche più qualche responsabilità rispetto agli anni scorsi, anche per purtroppo episodi sfortunati, visto i vari infortuni che abbiamo subito. Ho tantissimi margini di miglioramento e questi me ne rendo conto, ma sono molto fiduciosa nel progetto di qua di San Martino. Sono molto felice del ruolo che sto ricoprendo, cerco ogni giorno di migliorarmi il più possibile, venendo sempre in palestra e cercando di lavorare duro, assieme alle mie compagne, assieme allo staff con cui appunto mi trovo molto molto bene. Turning circles time again, cut like a knife. Oh now, if you love me, I got to know. Allora, quando ho iniziato a giocare a basket mai avrei pensato di vestire la maglia delle nazionali giovanili. Appena è arrivata la chiamata ero molto molto incredula perché appunto all'epoca ero ancora a Martellago, da dove vengo, il paesino in cui arrivo io, e quindi nessuno immaginavo conoscesse quel posto e potesse notarci. È arrivata la chiamata nell'Under 15 inaspettatissima, io tutta impaurita perché avevo un sacco, ho detto oddio cosa dovrò fare, cosa no.
Poi alla fine è andata bene e da lì per ora fa tutte le giovanili. Ci siamo tolte belle soddisfazioni con l'Under 16, Under 17 abbiamo fatto il mondiale. Under 18 siamo riusciti a portare a casa l'oro, che ancora adesso non saprei dire che emozioni ho provato, ve lo giuro. Anche alzare la coppa, rivedere le foto. Ho ancora i brividi quando rivedo quei momenti. L'estate scorsa nonostante il Covid abbiamo fatto comunque un torneo, siamo riusciti a portare a casa anche quello e anche quella è stata una soddisfazione perché ha dato continuità, è stata la ciliegina sulla torta per coronare tutto il giovanile della nostra età e sono molto felice. Spero di poter rindossare quella maglia cercando di lavorare duro, migliorandomi e cercando appunto di arrivare per poterla indossare ancora. Il primo tiro che ho scelto, parto tirando da dietro la schiena e tirando così. Andiamo sul facile, faccio rimbalzare la palla sul parquet e deve entrare nel canestro, più o meno dal tiro libero. Provo a imitare Francesca Montorusso da 3 facendo un gancio. C'è da migliorare, non le ho dato abbastanza lezioni. Allora, questo è il tiro campetto che faccio di solito verso le 3 di notte. E lei gioca al campetto, io non ci gioco al campetto. Però quando ormai abbiamo tirato già in tutti i modi, di solito dall'angolo coi piedi sulle 2 linee così la ferma. La O di. Allora, siccome siamo molto bravi a tirare i tiri liberi fronteggiando il canestro, proviamo a tirarli all'indietro. Facile dietro il tabellone, di destra, no, di sinistra. Non le vincere facile. Questo è un boomerang, questo tiro. È da un po' che non lo faccio. Streghetta. Mamma mia. Mentre la prova la mobilità di Marzi, devo cercare di recuperare, quindi provo a fare il movimento così. Chiamate l'osteopata. Circo. Onesto. No, bisogna scaldare la schiena. Una tabella da 3. Questo è il suo, è come conclude ogni allenamento. Mani basse questa. Ho perso dignitosamente. The winner is Marcella Filippi! Ho sognato di essere una wolf, però adesso che sono wolf a vita. 1, 2, 3, Ruben!